Allora, eccoci qua in diretta con i consigli di Cleo. Una puntata, diciamo che è la prima, sperando che vi siete tanti a seguirci. Logicamente diamo il benvenuto a tutti quelli che si affacciano. Diciamo che voi da casa che ci seguite potete tranquillamente chiedere un consulto scrivendo in chat, quindi basta la data di nascita e potete tranquillamente, mettiamo un po' più, ecco qua, e potete tranquillamente chiedermi quello che volete. Possiamo parlare di tutto, di più, qualsiasi tipo di problema lo possiamo trattare, lo possiamo analizzare per far sì di dare una risposta alle vostre domande attraverso la lettura delle carte. Ricordandovi che possiamo parlare di qualsiasi cosa. Ricordatevi che esiste il bene e il male, esistono energie positive come esistono energie negative. Quindi tutti potete trarne vantaggio, se si può dire. Basta scrivere nei commenti la vostra data di nascita, la domanda a cui volete la risposta. Attraverso una semplice lettura di carte noi possiamo dare una risposta alle vostre domande. Se vogliamo iniziare a trattare un argomento che riguarda la sfera delle negatività, in tanti probabilmente non sanno che esistono energie positive e energie negative, come esiste il cosiddetto malocchio. Il malocchio non è altro che un odio nei confronti della persona da parte di qualcuno che gli scaglia negatività, bestemmie come si usa dire, e quindi la persona più sensibile ne avverte queste energie, che poi sono energie trasformate in energie negative, perché è un sentimento, pure quello è un sentimento, come esistono energie positive, come si può voler bene una persona, la si può anche voler male, ed ecco che succedono poi le cosiddette negatività, il famosissimo detto del malocchio. Questo è il malocchio e questo sono le energie negative. Quindi per tutti quelli che magari vogliono parlarne con me, vogliono un consulto, vogliono una verifica sulla propria data di nascita per quanto riguarda sentimenti, se ci sarà un ritorno d'amore, se una persona è vittima di un malocchio o via via, potete consultare in questo momento. Logicamente le linee sono libere, chiunque può
lasciare il proprio commento con la data di nascita e io sono ben lieto di analizzare la vostra data e dare una risposta alla vostra domanda. Poi volevo ricordarvi che chiunque di voi può tranquillamente seguirmi su YouTube al mio canale Oroscopo di Cleo e lì potete ascoltare l'oroscopo della settimana, giorno per giorno e segno per segno. Quindi potete tranquillamente controllare il vostro o ascoltare il vostro oroscopo preparato dal sottoscritto, ripeto, sul mio canale YouTube Oroscopo di Cleo. Quindi non dimenticate di iscrivervi, non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche in modo tale che quando ci sarà una nuova diretta o un nuovo video vi arriverà la famosissima notifica, va bene? Allora, vediamo, noi intanto trattiamo argomenti che riguardano la sfera esoterica, quindi abbiamo parlato di negatività e adesso parliamo anche di come è possibile difendersi dalle negatività, come è possibile difendersi dal malocchio e così via. Allora, per difendersi anzitutto bisogna portare con sé un amuleto, qualsiasi tipo di amuleto, perché ognuno di noi ha il cosiddetto amuleto, ha fede in un oggetto che porta sempre con sé. Non mi dite che non è vero, perché è la pura realtà. I più grandi, i big calciatori, i politici, tutti portano con sé un amuleto che hanno fede in quell'oggetto per difendersi, per proteggersi, per avere fortuna in qualche modo. Quindi un buon amuleto preparato come si deve può tranquillamente difendersi e avere protezione da quello che è quell'oggetto che noi chiamiamo amuleto. Quindi chiunque ha fede in quell'oggetto, in quell'amuleto, è protetto dalle negatività e dai momenti difficili. Va bene? Allora io ricordo sempre che siamo qui anche per la cartomanzia. Chi desidera avere un consulto lo può fare scrivendo nei commenti la propria data di nascita. Ricordate che questa è una rubrica ai consigli di Cleo che ogni giorno a partire da oggi alle 14:30 saremo in diretta. Buon pomeriggio anche a te Robby e Sandra, benedetti, quindi una buona giornata, buongiorno, o meglio un buon pomeriggio. Allora, vediamo un po' e nel frattempo andiamo a parlare di altro. Quanti di voi sono stati lasciati dai propri amori, dai propri uomini, dalle proprie donne e non sanno se ci sarà un ritorno oppure no? Allora, in questa rubrica noi possiamo verificare, possiamo controllare se effettivamente ci può essere un controllo, se effettivamente ci può essere o meglio dire, chiedo scusa, se ci può essere un ritorno. Quindi in che modo è possibile? È possibile nel verificare, possiamo verificare attraverso la data di nascita della persona, possiamo verificare attraverso la propria data di nascita e andiamo a controllare, a verificare se ci sarà un ritorno d'amore oppure no. Ok?
Questo è per quanto riguarda un po' la sfera sentimentale, perché i problemi sentimentali persistono, ci sono in ogni famiglia e quindi suppongo che ognuno magari vorrebbe sapere, vorrebbe scoprire se ritornerà la pace, se tornerà la tranquillità. Bene? Questo è il mese di dicembre, ci avviamo verso Natale e quindi questo mese di dicembre sarà il mese un po' più fortunato, se meglio dire, il mese un po' più propizio per i leoni, del segno zodiacale dei leoni. Quindi chi è del segno del leone può avere tranquillità in questo periodo di dicembre. Quindi le persone, diciamo che le persone che sono del segno del leone saranno più, diciamo, più avvantaggiate degli altri segni. Ok? Quindi sarà il leone sarà una persona molto più fortunata da altri. Quindi auguri per il segno del leone questo mese di dicembre, fino alla fine del mese di dicembre. Allora, io dico sempre che bisogna approfittarne del fatto che io mi trovo in diretta e credetemi non capita spesso, non capita sempre, quindi vi conviene proprio approfittarne. Ripeto, questa è una rubrica che io adesso, da quest'oggi, ogni giorno alle ore 14:30 sarò in diretta su questa mia pagina che è Clemente Verdicchio Blog, e per dare un servizio ai miei seguaci, alle persone che mi seguono, sulla mia pagina ufficiale, e per dare a loro un'oretta della mia presenza per chiedermi consigli, per parlare di qualsiasi argomento e per avere un consulto, o meglio dire una consulenza di cartomanzia col sottoscritto. Ok? Quindi se vi va e vi fa piacere potete tranquillamente scrivere nei commenti e con la propria data di nascita la domanda da fare, da pormi. Va bene? Questo è il mio modo di condurre una diretta live ogni pomeriggio alle ore 14:30 fino alle ore 15:30, però se ci sarà la vostra collaborazione, va bene, se no mi dispiace, chiudiamo prima. Non dimenticate mai di seguirmi sul mio canale YouTube Oroscopo di Cleo. Lì potete tranquillamente ascoltare il vostro segno zodiacale, segno per segno, giorno per giorno, e non dimenticate di iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche, così quando ci sarà la pubblicazione di un nuovo video, una nuova diretta, avrete sicuramente la famosissima notifica che vi avvisa di un nuovo video. Chiedo scusa, ma qua fa freddo e quindi siamo un po' tutti raffreddati. Allora, vediamo un pochettino. Ripeto, noi possiamo parlare di qualsiasi argomento.
Potete chiamarmi, potete scrivermi nei commenti anche per sapere, ripeto, se ci sarà un ritorno, se ci sarà un periodo, diciamo, propizio in amore o meno. Se vi va, potete tranquillamente contattarmi adesso. Volevo fare un caro saluto a tutti coloro che abitualmente seguono questa mia pagina qui sul mio profilo. Quindi un abbraccio a tutti quanti voi. Ripeto, cercheremo di essere presenti ogni giorno alle ore 14:30 in poi, più o meno un'oretta, se c'è possibilità, perché poi se devo stare qui a parlare a vuoto non è il mio motto. Amo dare il meglio di me stesso alle persone che chiedono il mio aiuto. Vediamo un poco se rientra qualcuno. Allora, quanti di voi amici, quanti di voi è un periodo che gli va tutto storto? Quanti di voi è un periodo che gli va tutto male? Motivo? Il motivo ci può essere. Molto probabilmente avete intorno, siete circondato da troppe persone negative, da persone un po' malvagie che comunque vi circondano con la prepotenza, con la cattiveria, facendo in modo di creare intorno a voi un cerchio negativo e spezzandovi un pochettino, come si usa dire, il cammino della fortuna. Perciò dico sempre, bisogna circondarsi da persone positive, da persone che vi vogliono bene, da persone che emanano su di voi positività. E la stessa positività poi fa in modo di crearvi un cammino migliore, un cammino molto più semplicizzato. Questo è l'unico motivo che alcune persone gli va bene e alcune persone gli va male, proprio perché esiste il bene ed esiste il male. Un'altra cosa che volevo ricordare a tutti quanti voi è che ci sono determinati sistemi, tecniche, energetiche che aiutano a far tornare il proprio amante, il proprio marito che è andato via con un'altra donna, il proprio fidanzato, chiunque esse sia. Ci sono delle tecniche, dei rituali, diciamo così, chiamiamolo comunemente, dei rituali che servono appunto per piegare la volontà della persona da far tornare. È chiaro che non tutti credono in certe cose, non tutti possono capire, perché ormai ci stanno portando con mano a credere solo ed unicamente nella politica. Tutto il resto non è vero niente.
quindi è chiaro, ci stanno plagiando un po' a tutti ed ecco che ci sono la maggioranza delle persone che non credono più a niente, ma da che mondo è mondo c'è sempre stato chi indovinava, chi indovina ancora, eh? Da che mondo è mondo. Quindi la magia è sempre esistita. Ricordatevi che molti anni fa chi praticava magia o le streghe o i maghi sensitivi venivano bruciati, ammazzati dalla religione stessa. E quindi voglio dire, se lo facevano per un motivo valido, perché esistevano queste persone ed esistono ancora. Quindi la magia esiste. La magia, che cos'è la magia? Perché tanti di voi fanno confusione, la magia la vedono come una bacchetta magica, paf! Allora, la magia non è la famosissima bacchetta magica, la magia è energia. Ora, se l'operatore che voi contattate ha quelle energie, e allora quelle energie le mette a disposizione per quello che gli viene chiesto. Quella è magia. Se l'operatore non ha quelle energie, non può aiutarvi, non ha magia e quindi non può darvi un aiuto. Questa è la vera magia, che poi gli diamo una definizione. Magia rossa, magia nera, magia bianca e via, simbolicamente solo per dargli una definizione, per dargli un nome. Ma la magia è pura energia. Chiaro? Quindi, tornando al discorso del ritorno, chi vorrebbe magari, a parte che se volete sapere se ci sarà un ritorno potete contattarmi, non ci sono problemi perché, ripeto, potete scrivere nei commenti o potete chiamarmi anche in privato al 338 759 2214, poi troverete a termine di questa diretta troverete il numero di telefono in sovraimpresso, ok? Quindi per le persone che vogliono sapere, vogliono scoprire se il loro amato ritornerà ad abbracciarle, potete contattarmi, potete scrivere sia nei commenti, potete sia telefonarmi al numero che poi vedrete sotto al video. Ed per coloro che magari hanno avuto già a che fare con maghi sensitivi e così via, e hanno perso la fiducia, hanno perso la cosiddetta sensibilità di parlare con un operatore, allora vi dico, potete parlarne con me perché vi posso dare dei validi consigli in merito, perché sono oltre 40 anni che esercito in questa professione e da 40 anni che io cerco di aiutare particolarmente nei sentimenti per coloro che me lo chiedano. Quindi per tutti quelli che sentono il bisogno di avere una consulenza con me, in diretta, io lo voglio ricordare questa cosa, quando mi vedete in diretta come adesso, il consulto di cartomanzia non vi costa niente, è del tutto gratuito, va bene? Se invece mi chiamate quando non sto in diretta e mi chiamate in privato, il consulto vi costa 30 euro, pagando con PostaPay, tutto qua. Perché il mio è un servizio che io do
Questo servizio, quando mi trovate in diretta, è gratuito perché non voglio niente. Sto in diretta, possiamo parlare di qualsiasi cosa, possiamo affrontare qualsiasi argomento. Ma quando non mi vedete in diretta e mi chiamate in privato, non è la stessa cosa perché mi rubate del tempo disponibile che io magari sto impegnato in un'altra cosa da fare. Quindi in quell'occasione si fissa un appuntamento per un consulto professionale in privato e vi costa solo 30 euro, ma in diretta non vi costa niente. Va bene? Quindi penso di essere stato molto molto chiaro, o meglio, chiarissimo. Va bene, allora abbiamo parlato un po' dei sentimenti, del malocchio, negatività. Adesso parliamo un po' di come comportarsi nel momento che siete circondati da persone malvagie, magari da persone gelose di voi, perché capita anche questo, che ci sono persone che sono molto invidiose di voi e cercano in tutti i modi di calpestarvi, in tutti i modi di ostacolarvi nel vostro cammino. La prima cosa da fare è quella di allontanare queste persone, ma chiunque esse sia, attenzione, chiunque esse sia, parenti, persone, amici e così via, allontanateli. A parte che l'amicizia, io l'ho sempre detto nei miei post, l'amicizia non esiste, l'amicizia è solo un modo per fregarvi, un modo per avvicinarvi ed avere in cambio qualcosa. L'amicizia io personalmente non la credo, ma credo nella persona che do in quell'attimo la mia attenzione, cioè io dedico la mia attenzione a, alla persona che magari ho a che fare al momento. E quindi quello può essere più di un'amicizia, perché io sto dando me stesso alla persona che io sto parlando, sto avendo a che fare, ma non credo nell'amicizia. L'amicizia è un po' come l'amore, la parola amore, la famosa cotta. Si prende la cotta per una persona, passata la cotta, avanti la prossima o avanti il prossimo. È così, niente è per eterno. Quindi dovete un pochettino stabilire intorno a voi un quadrato, un cerchio, come volete, dove devono stare lontani da quel cerchio, lontani da quel quadrato che vi andate a creare energeticamente. Perché si dice dalle mie parti, nessuno dice lava da faccia che pare più bella di me. Lo traduco. Nessuno mai dirà lavati il viso perché diventerai più bello di me. Questo non ve lo dirà mai nessuno. Quindi i fatti vostri dovete guardare voi. Nessuno vi darà un aiuto, nessuno mai vi darà una mano e quindi le persone cattive vengono sempre dall'interno. Chi ti ruba, chi ti conosce, chi sa la tua abitazione. Quindi voglio dire, chi ti sa, t'arapa, si dice, no? Chi ti sa ti viene a rubare. Ed ecco, l'invidia da dove viene? Dall'interno. La cattiveria, l'invidia viene dall'interno, quindi bisogna riguardarsi, amici miei, bisogna riguardarsi in modo tale che non subirete delle cosiddette energie di cattiveria, energie negative. Ok? Allora,
Io ripeto ancora, scusatemi se sono ripetitivo, se volete sentire l'oroscopo del vostro segno, o meglio dire l'oroscopo della settimana, giorno per giorno e segno per segno, andate sul mio canale YouTube Oroscopo di Cleo e lì iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche in modo tale quando ci sarà un nuovo video riceverete la notifica, lì potete ascoltare l'oroscopo che io preparo di settimana. Già lo fanno in tanti, quindi affacciatevi, se vi piace continuerete a seguirmi, se no non fa niente, non vi preoccupate, non è un obbligo. Per tutti coloro invece che vogliono un consulto di cartomanzia con i tarocchi e vogliono capire, vogliono scoprire, vogliono sapere per la propria vita, per il proprio cammino, o chiedermi se ci sarà un ritorno d'amore o per chiedermi tutto di più, non è un problema, io sarò ben lieto di aiutarvi attraverso una validissima lettura di carte, o meglio i tarocchi, e sarò ben lieto di dare una risposta alle vostre domande, ok? Quindi non fatevi nessun tipo di problema perché io sono sempre disponibile a tutti per dare risposte in merito ai propri problemi. Questa è una prima puntata che ho voluto iniziare, l'ho chiamato rubrica I consigli di Cleo, dove ogni giorno alle ore 14:30 ci sarà questa puntata e dove tutti, dico tutti, possono partecipare tranquillamente e chiedermi tutto quello che si vuole chiedere, perché si tratta di una diretta, quindi approfittatene, perché solo quando sto in diretta potete tranquillamente chiedermi quello che volete, ok? Ripeto, per quanto riguarda problemi d'amore, problemi di lavoro, qualsiasi tipo di problema, fatemi tutte le domande che volete. Io sarò ben lieto di dare a voi risposte che riguarda il mondo esoterico, ok? Quindi facciamo in modo di dare una risposta un pochettino a tutti attraverso la cartomanzia, attraverso una validissima lettura di carte. Questo quando sto in diretta è gratuito, quando mi vedete qui in diretta è gratuito, del tutto gratuito, mentre quando mi vedrete in replica, quando questo video, meglio dire, andrà in replica, non è più la stessa cosa, non è gratis, perché in privato vado a dedicarmi prettamente e singolarmente a ognuno di voi e quindi il consulto vi costerà 30 euro con posta pay. Per le persone che amano il privato, attenzione, ma in questa diretta non dovete pagare niente, è del tutto gratuito. Va bene? Quindi ogni giorno alle 14:30 potete tranquillamente seguirmi e avere le risposte alle vostre domande, ok? Allora, io penso allora di essere con voi fino alle ore 15, visto che ne siete pochissimi oggi, a parte che io non credo. Io sto facendo queste dirette su Facebook perché poi verranno ricaricate su YouTube per i miei seguaci su YouTube, perché su Facebook io l'ho detto sempre, non credo,
perché ritengo che Facebook è solo un sociale per le persone malate di donne, malate di sesso, persone che amano chattare dalla mattina alla sera, ma poco gliene frega di tutto e di quello che si può parlare. Infatti su Facebook non è, no, è iniziato per una condivisione e così via di idee, di parlare, poi man mano è diventato carne da macello, è diventato uno schifo. Questo è una pura vergogna perché stiamo distruggendo qualcosa di come siamo abituati a fare, come l'uomo, come l'essere umano è abituato a fare, stiamo distruggendo il più bel sociale che è uscito nel mondo, Facebook, perché lo utilizziamo solo ed esclusivamente per una sola cosa, per cercare di adescare la bella donna di turno oppure il bell'uomo di turno, e questa è la pura realtà. Quindi amici miei, se tutto va bene stiamo inguaiati, se tutto va bene siamo inguaiati, questa è la realtà. Io dico le cose come stanno, dico sempre la verità, mai le bugie, non amo dire le bugie, amo parlare in faccia perché ci metto la faccia. E allora sì, ci saranno ogni giorno queste mie belle dirette di rubrica di Cleo e poi verranno caricate su YouTube. Quindi Giulio Gioia, buon pomeriggio Cleo, un abbraccio. Grazie Giulio, un abbraccio a te e alla tua carissima mamma. Va bene, salutami a tua mamma. Niente, ripeto, per tutti quelli che vogliono seguirmi su YouTube lo possono fare al mio canale Oroscopo di Cleo. Lì potete ascoltare l'oroscopo della settimana, giorno per giorno, segno per segno e così via. Quindi per tutti quelli invece che vogliono una consulenza, un consulto gratuito, lo possono fare in questa diretta. Capisco che molto probabilmente avete vergogna, che ne so, avete paura, boh, ma si dice a Napoli tutto quando fottere, ma nessuno può far sapere. Quindi tutti volete, volete un consulto, ma lo fate poi a in privato per non farvi sapere, per non far sapere i fatti vostri. Ed è anche giusto, per carità, ma solo che in diretta non pagate niente, poi in privato pagate, perché io sto qui in diretta e sto dedicandomi a tutti quanti voi e voi non lo capite, quindi poi se mi chiamate in privato, contenti voi, contenti tutti, ma lì dovete pagare la mia professionalità. Va bene? Lì allora, vediamo un poco. Allora, salutiamo tutti gli amici che si stanno affacciando man mano, che si affacciano man mano. Ripeto, ogni giorno alle ore 14:30 ci sarà questa mia diretta live dal titolo rubrica I consigli di Cleo. Aspettiamo ancora un poco prima di chiudere questa diretta live, perché ripeto, volevo stare un po' più tempo disponibile insieme a voi, ma vedo che la cosa non vi interessa e quindi preferite andare a chattare e trovare le belle donne o i bei uomini. E quindi questo è il vostro, la mattina, la sera, di qua, questo mi piace fare, per carità, nessuno vi condanna, nessuno vi condanna. Quindi il mio qui è, diciamo che è tempo un po' perso, ma mi piace perderlo in questo modo, mi piace impormi con queste mie dirette live per coloro che poi su YouTube mi cercano e
mi contattano. Quindi, come vedete, utilizzo Facebook per uno scopo ben preciso, non per altro. Mentre voi pensate a chattare e a cercare la donna di turno o l'uomo di turno, io mi diverto con dirette live e parlare di argomenti validi. Vedete il cambiamento, la differenza tra me e le persone che seguono o le persone che si affacciano e magari si affacciano per curiosare, per capire, per vedere ma questo che fa, che dice, di che si tratta, di che si parla. Si parla di argomenti seri, di argomenti che riguardano il mondo collettivo, energetico. È chiaro? Carissimo Giulio, gioia, tutto a posto poi? Sei arrivato a casa tranquillo, beato questa notte perché siamo stati insieme in TV. Una bella serata. A proposito, volevo salutare poi agli amici che mi hanno ospitato, Ciro Doro e Nino Forte, che io vado a salutare. E un abbraccio e un ringraziamento anche agli amici che non vedevo da anni, i fratelli Marigliano, l'amico Pino, tanti amici che non vedevo da anni. Ogni tanto è bello anche rincontrarsi con amici che non vedi da tanto tempo. Allora, vediamo un poco. Noi abbiamo ancora minuti disponibili. Abbiamo ancora minuti disponibili per dare una risposta alle vostre domande. Che dice Giulio? Sì, tutto bene, sono arrivato a casa, tutto a posto. Allora, ripeto, chi desidera un consulto di cartomanzia con il sottoscritto Cleo può tranquillamente chiederlo adesso. In diretta non pagate niente, è tutto gratuito. Mentre in privato, dopo la diretta, il consulto è a pagamento. Un abbraccio a tutti coloro che mi seguono su YouTube, coloro che mi seguono al mio canale, ed è Oroscopo di Cleo su YouTube. Va bene? Allora, vediamo un poco. Ripeto, allora io si sono fatto le ore 15, siamo da mezz'oretta qui in diretta. Allora io facciamo così, vi rinnovo l'appuntamento per domani alla stessa ora. Vi ricordo, se volete una consulenza col sottoscritto potete chiamare al 338 759 2214. Per coloro che vogliono scoprire se ci sarà un ritorno del proprio amore oppure no, potete contattarmi, mentre per coloro che vogliono far sì che il proprio uomo, la propria donna ritorni, possono contattarmi perché posso aiutarvi. Ok? Quanti di voi, dico quanti di voi, magari eravate felicissimi, una bella coppia di marito e moglie, magari vostro marito se n'è andato con la polacchella di turno, quanti di voi? E vi è rimasto vi ha lasciato con i propri figli. Perché? Perché è stato plagiato mentalmente o perché abbiano voluto fargli qualcosa per farlo scemonire mentalmente.
e non è il primo caso. Quanti di voi uomini la propria moglie vi lascia per un altro perché ha perso la testa per un altro che ha conosciuto su Facebook, su WhatsApp, su Badoo, su Instagram, e alla sera alla mattina mi dice voglio un attimo di riflessione. E allora, se volete salvare capra e cavolo, contattatemi, ne parliamo insieme e vedremo come fare per aiutarvi. Vedremo come far ritornare la vostra moglie, come far ritornare vostro marito, come farlo impazzire di nuovo per voi. Questo ed altro lo potete chiedere al sottoscritto, ripeto, al 338 759 2214. Va bene? Allora, io vi saluto, visto che sono già da mezz'oretta in questa mia diretta live, vi saluto, vi abbraccio, vi rinnovo l'appuntamento per domani alla stessa ora, domani alle ore 14:30, va bene? Un abbraccio a tutti e buona serata.